Un 25enne di Mira, Giacomo Zandron, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 di giovedì mattina lungo la statale Romea. Lo scontro frontale tra l'automobile del giovane che si stava recando al lavoro e un camion è avvenuto tra lo svincolo di Campagnalupi e Camponogara. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del SUEM, ma nonostante i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane automobilista. Contemporaneamente erano intervenuti anche i vigili del fuoco in arrivo da Mira, che avevano messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chioggia, che hanno gestito i pesanti disagi per il traffico. La Romea è rimasta infatti paralizzata per tutta la mattina, con code in direzione Chioggia e Mestre. Dopo un senso unico alternato istituito verso mezzogiorno, infatti, la strada è stata riaperta completamente al traffico solo dopo le 13.